Ciao ragazzi, benvenuti a Rivoli Veronese, sulle sponde dell'Adige, un contesto bellissimo con il forte che ci guarda e la sabbiosità del fiume che si può veramente toccare con mano. E questa stessa sabbiosità nel corso dei millenni ha formato il terreno in tutto circondario. E quindi anche qui, come già vi ho fatto vedere nella pianura veronese, si sono create le condizioni ideali per lo sviluppo della coltura dell'asparago, anche se qui avviene con tempistiche diverse perché siamo a una latitudine più elevata e quindi la maturazione è tardiva, c'è sempre uno scarto di qualche giorno rispetto alla pianura. Ma io sono voluto venire lo stesso, ho aspettato un pochino, ma ne valsa la pena. Da quanto tempo coltiva gli asparagi? Da sempre. Ho visto coltivare gli asparagi da piccolo e ho preso in mano la situazione e sto ancora raccogliendo gli asparagi, producendoli e raccogliendoli. Quali sono le condizioni che favoriscono lo sviluppo di questa coltura? La sabbia, Secondo lei che cosa racconta l'asparago della vostra terra? la storia della mia vita, la storia dell'universo che si è creato e si è adattato agli asparagi, perché qua in realtà siamo molto distanti dall'Adige. L'Adige non è qua vicino, è almeno da un chilometro e mezzo di distanza. Nell'era glaciale si è ritirato un lago che arrivava fino qua, però la sabbia è restata. Che cosa dà questo terreno agli asparagi? I sali minerali che la natura ha caricato millenni fa e dopo è la mano dell'uomo. Che tipo di economia è quella legata agli asparagi qui nella vostra zona? È un'economia rurale legata alle famiglie, a quelle poche famiglie che ancora resistono, e il nostro intento è quello di sensibilizzare, far conoscere l'asparagio fuori dai confini del nostro territorio, del nostro comune, ma nello stesso tempo sensibilizzare i pochi restanti abitanti di Rivoli a incentivare questa coltura che se no sarebbe monoproduttiva, che è quella della vite. Ci sarebbero le potenzialità per dar da vivere alle famiglie? Io penso di sì perché l'asparago in questi ultimi anni sta prendendo sempre più piede. Se vediamo anche qui da Gabriele oggi ci sono varie persone che vengono a acquistare e ci sono vari ristoranti nella zona che stanno prendendo sempre più piede per i piatti tipici, perciò io penso che bisogna crederci e ce la faremo, insomma. C'è una lunga storicità legata all'asparago di Rivoli, parliamo addirittura di secoli. È un frutto dell'Adige, uno dei primi redditi agricoli e per molto tempo fonte di sussistenza alimentare, anche se oggi è diventata una prelibatezza nei ristoranti. Ma quella che è diventata una tipicità con un lungo cammino, una conquista meritata, verrebbe da dire, oggi da queste parti soffre, non certo per la qualità, che è ineccepibile, ve lo garantisco, quanto piuttosto per la quantità, perché sono veramente pochi gli ettari destinati a questa coltura e gli stessi produttori si contano sulle dita di una mano. Gabriele, tra questi, è l'unico a coltivarli professionalmente. Quanti siete adesso che producono gli asparagi in questa zona? A livello di lavorare per viverci sono restato solo, altri li producono ma hanno anche altre attività che sono fuori dall'agricoltura, insomma. Perché secondo Però lei? si divertono a stare a casa a produrre gli asparagi quando è la sua stagione, insomma. Lei invece ha deciso di crederci professionalmente parlando, perché? Sì, questo ancora tanto tempo fa, ormai alla mia età non potrei più tornare indietro, insomma, mi potrei solo fermare. Quello che vedo qui è un campo coltivato con tecniche che lei stesso ha perfezionato negli anni. Sì, È stato un cammino difficile? ma l'ho fatto sempre con tutte le forze, con tutta la passione che ho, insomma. È difficile, qualche volta si fanno anche passi falsi, insomma, però se guardiamo dall'85 a adesso, che è più o meno la mia carriera vera e propria, è cambiato tanto sull'asparago di mia produzione, insomma. E nel futuro cosa vede? Per quei pochi di anni che andrò avanti penso che cercherò ancora di migliorare, dopo toccherà a qualcun altro, insomma.
Anche perché, correggimi se sbaglio, è diventato anche un elemento identificativo, c'è il forte, c'è il vino, ci sono gli asparagi. Assolutamente, non bisogna soffermarsi sul vino, ma bisogna puntare anche su altre culture. L'asparago è quello per l'eccellenza, è l'eccellenza di Rivoli, diciamo. E se poi pensiamo che se ne trovano tracce, alcuni scritti sono stati trovati dalla nostra biblioteca di Rivoli già nel 1700 alla corte degli Asburgo, non si può fermarsi, bisogna andare avanti. Come Proloco cosa fate per promuovere, valorizzare, incentivare il consumo dell'asparago? Allora, noi come Proloco stiamo portando avanti quello che è la tradizione, la 26esima quest'anno sarà Sagra dell'Asparago, e 29, 30 aprile e 1 maggio il primo weekend e 6, 7, 8 maggio il secondo weekend. Noi cerchiamo di valorizzare il più possibile l'asparago e sensibilizzare le persone per partire con delle nuove culture. C'è una distanza importante e non soltanto geografica tra l'asparago coltivato a sud di Verona e quello coltivato qui a nord. Cambiano le estensioni, cambiano le quantità e di conseguenza cambiano anche le metodologie di gestione e di programmazione del territorio agricolo, che da queste parti è fortemente orientato verso la viticoltura. E viene quindi legittimo, spontaneo chiedersi quale sarà il futuro dell'asparago di Rivoli, una tipicità che si è conquistata sul campo e che forse ora vale la pena di cominciare seriamente a tutelare. Noi pensavamo di lavorare con Fornendo, è un progetto che stiamo valutando di fare per il futuro, magari quest'inverno quando ci sarà la possibilità di mettere già a dimora queste piantine, e di procurare delle piantine e di donarle a chi si sente di partire come hobby magari o soltanto con dei piccoli appezzamenti di orti, delle piantine, in modo da vedere se le persone prendono una passione giusta che poi si potrà trasformare in reddito, perché no?